Auspicabile per il Presidente del Consiglio un'alleanza con Lufthansa. Siamo aperti ad alleanze internazionali e ci piacerebbe, spiega, che questo avvenisse con la Germania. Essendo molto soddisfatto di avere trovato una soluzione positiva alla vicenda dell'Alitalia, che oggi ha i capitali necessari per proseguire nella sua attività, abbiamo già dichiarato che siamo aperti a alleanze internazionali e naturalmente ci piacerebbe molto che questa alleanza potesse nascere con il paese con cui lavoriamo più fortemente, che è proprio la Germania. Quindi da parte dell'Italia questo è auspicabile, saranno naturalmente i due soggetti, all'Italia da un lato e Lufthansa, a decidere se questo accordo si potrà fare e se sarà conveniente per entrambi. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Lei è perfetto. Presidente, yo creo que además de dar la palabra al señor Schulz, yo le pediría que rogara al señor Berlusconi, al presidente del Consejo, que retirara esas palabras en honor a los valores che compartimos todos los europeos. Io ho detto con ironia quello che ho detto. Se non siete in grado di capire l'ironia, mi spiace. In Italia i giornali, ma soprattutto le televisioni, che ancora appartengono al mio gruppo e alla mia famiglia, sono tra i nostri più decisi critici. Perché? Perché evidentemente vi manca il sole dell'Italia, non siete venuti e non avete mai acceso una televisione italiana. Questa è la forma di democrazia che intendete usare per chiudere le parole del Presidente del Consiglio europeo. Vi posso dire che dovreste venire come turisti in Italia, ma che qui sembrate turisti della democrazia, dei turisti della democrazia. All'estero non riescono a capire, grazie, come sia possibile che uno come lui abbia potuto paralizzare l'Italia con i suoi problemi personali per 12 anni. È andata così per ora.